Mercoledì 18 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora subito le ultime notizie di cronaca, andiamo a Caltanissetta, cercavano di introdurre droga e cellulari nel carcere e 2 persone sono state arrestate, sequestrato anche un drone che sarebbe servito per recapitare la merce. Avevano pensato di utilizzare un drone per recapitare droga e cellulari all'interno del carcere di Caltanissetta, ma la temeraria azione è stata bloccata sul nascere dai finanzieri del GICO di Catania e Caltanissetta. 2 le persone arrestate, sorprese ad armeggiare nei pressi dell'istituto di pena Nisseno, dove è stato intercettato uno zaino pronto ad essere trasportato con un drone contenente 10 microcellulari, 2 smartphone, 12 schede SIM, accessori necessari per la ricarica dei telefonini, 100 grammi di marijuana ed oltre 150 grammi di hashish. L'ulteriore attività investigativa ha permesso di intercettare un'autovettura intestata ad uno degli arrestati, al cui interno sono stati trovati una valigetta con un drone professionale e 5.000 euro in contanti occultati sotto lo sterzo dell'auto, soldi che sarebbero serviti per pagare il compenso al pilota del drone che avrebbe dovuto introdurre la merce nell'area del carcere. I soggetti interessati sono stati arrestati. E beni per un valore complessivo di 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA ad un noto commercialista di Messina. Il professionista è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio ed è stato sottoposto anche alla sorveglianza speciale per 2 anni con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Ancora cronaca a Catania adesso, gli dà appuntamento e gli spara. Un 53enne di Librino è stato gambizzato dall'ex genero. Poche ore prima c'era stata un'altra sparatoria in via Plebiscito. I 2 fatti potrebbero essere collegati. A sparare a Catania. Un uomo è stato gambizzato tra via Gramignani e via Cusmano, quel dedalo di stradine del quartiere San Cristoforo. La vittima è un 53enne di Librino che è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco ad una gamba. Potrebbe trattarsi di una vendetta dopo la sparatoria in via Plebiscito, nella zona del Rusti e Mancia, le trattorie specializzate nella carne alla griglia. A sparare sarebbe stato un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter e che è riuscito a fare perdere le sue tracce. L'uomo gambizzato si è presentato al pronto soccorso del Garibaldi Centro intorno alle 13, accompagnato in macchina. Di fronte alla ferita da arma da fuoco, i sanitari hanno allertato la polizia. Agli agenti l'uomo ha raccontato che aveva appuntamento con una persona proprio in quella strada, ma chi lo aspettava si è portato dietro una pistola e gli ha sparato. L'aggressore alle ore contate. Il ferito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti di proiettile, ma non è in pericolo di vita. E proprio su questo tema vado da Emanuela Corsi per vedere come viene affrontata questa notizia di cronaca sul quotidiano La Sicilia. Emanuela. Sì, andiamo sulla pagina di Catania, Angelo, e allora vediamo appunto l'articolo, leggiamo, gli dà appunto appuntamento e gli spara, ferito un 53enne, caccia all'ex genero. La vittima si è presentata al pronto soccorso della Garibaldi Centro attorno alle 13 ieri pomeriggio. Lo hanno accompagnato in macchina, come da protocolli sanitari hanno allertato la polizia, che ha inviato prima una volante e poi gli investigatori della squadra mobile. L'uomo ha raccontato ai poliziotti quello che è avvenuto. Pare che il 53enne, che appunto vive a Librino, sia andato in via Gramignani per un appuntamento con l'ex marito della figlia, che si è portato dietro una pistola che poi alla fine ha usato. Fortunatamente ha puntato agli arti inferiori e non agli organi vitali. Grazie Emanuela, adesso parliamo di lotta al crack, oltre 11 milioni di euro per fronteggiare la nuova piaga. C'è un sì bipartisan al DDL regionale che stanzia fondi per combattere la droga sintetica.
La Sicilia dichiara guerra al crack, la nuova pericolosissima droga che sta invadendo soprattutto i quartieri centrali di Palermo. Lo fa con una norma senza precedenti alla quale si lavora ormai da oltre 1 anno e mezzo, con l'obiettivo di offrire una copertura legislativa completa sia in tema di prevenzione alle dipendenze che nel reinserimento delle vittime di questa droga. Il primo stanziamento messo in campo vale 11.200.000 euro ed è allegato alla legge che è stata trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana dalla giunta di governo guidata da Renato Schifani. Oggi la nostra regione compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, dice il presidente della regione Schifani, che si dice soddisfatto del disegno di legge che tra poco verrà esaminato dall'ARS. Per la prima volta una norma mette d'accordo tutti, dalla maggioranza all'opposizione. Una bella pagina politica, la definisce il deputato di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera, l'ex Iena, che è stato anche fra i promotori di questa norma. Ora ne rivendicano la paternità anche dal PD. Il neoforzista Marco Intravaia parla di un'azione concreta, mentre l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino è soddisfatta per gli interventi a favore dei nostri ragazzi. Torniamo alla postazione rassegna stampa con Emanuela con gli approfondimenti proprio su questo provvedimento che la Regione intende licenziare. Sì, ne parlano tutti i quotidiani regionali. Oggi torniamo alla Sicilia, crack, una piaga che si allarga, il disegno di legge del governo sposato da tutti, svolta all'ARS, la giunta Schifani mette sul piatto 11 milioni per la prevenzione e la cura. E poi a Caltanissetta l'eroina chimica venduta a 5 euro anche ai giovanissimi, però la capitale per il consumo di crack è sicuramente Palermo. Qui gli spacciatori non hanno alcuna remora, leggiamo in quest'articolo, e consegnare la droga anche ai dodicenni che stanno lì quasi ad elemosinare un po' di divertimento è purtroppo quello che accade nel capoluogo siciliano. C'è un dossier invece oggi su Repubblica Palermo che si è occupata tantissimo di questo tema della crack, soprattutto raccontando anche le storie di chi vive in quest'incubo, ma anche dei genitori che cercano di aiutare i propri figli entrati in questo tunnel. E Repubblica oggi ha scoperto questa cosa, che attraverso Telegram si può acquistare il crack. Questa è una cosa sconcertante. Lo sballo è su Telegram, boom di richieste nelle chat dei giovani. Fattanza, Willy Wonka, El Bandidos, i nuovi nomi delle piazze virtuali degli spacciatori cambiati per depistare la polizia. Un giovane consumatore dice: fanno tutti così, perché dovrei andare sino a Ballarò quando posso fare tutto dallo smartphone? E qui vediamo appunto alcune chat di Telegram con questi nomi chiaramente fittizi, El Bandidos. Qui vediamo: trattiamo erba, fumo, coca, estratti e tanti altri piccoli sfizi, siamo operativi su tutta Palermo con delivery, insomma poi qui c'è anche un preziario. 100 top mousse, 100 grammi 250 euro, 500 grammi 1150 euro. Ma c'è anche, dicevamo, il dramma delle famiglie che ovviamente vivono con la pena di questi ragazzi, e c'è un'intervista ad una tossicologa che dice: che pena quelle madri con le ciocche dei figli per fare il test antidroga si procurano di nascosto i capelli dei loro ragazzi per farceli analizzare nei loro occhi. Vedo il terrore che siano positivi. Grazie Emanuela, torno da te fra non molto per altre notizie a carattere regionale dai quotidiani dell'isola. Adesso siamo a Catania, la triste piaga del pendolarismo dei rifiuti, automobilisti zozzoni che lanciano sacchetti di immondizia e scappano. Il pendolarismo dei rifiuti, di incivili che si ostinano a non accettare la raccolta differenziata, si traduce in sacchetto selvaggio, ovvero l'arte tipicamente catanese di sbarazzarsi al volo dell'immondizia. Così ogni angolo della città si trasforma in discarica a cielo aperto.
Tutto si svolge in pochi attimi, il tempo di rallentare, guardarsi a destra e a sinistra per poi lanciare la spazzatura, meglio se dal finestrino, anche se per rifiuti più ingombranti è necessario giocoforza fermarsi. Oggi vi mostriamo l'ennesimo scempio, ben visibile da Viale Mediterraneo, che collega il centro cittadino con la tangenziale e l'autostrada. Ed ecco la discarica da un'altra prospettiva, ovvero da Via del Canalicchio, con sacchetti, inerti, vetro e scarti edili accatastati tra il muraglione e il guardrail. Non serve neanche il cartello della videosorveglianza, unico ed improbabile deterrente, visto che la telecamera in questo budello di strada a metà tra Catania e Tremestieri e Tenneo non c'è. E che dire di Via Nuova Lucello, dove un terreno incolto viene utilizzato per gettare ogni cosa, compresi copertoni ed elettrodomestici in disuso. A ridosso della strada e quindi del muro di cinta, cataste di sacchetti di ogni colore, abilmente scaraventati da auto in transito. Bene, adesso torniamo da Emanuela Corsi per proseguire la lettura dei quotidiani regionali. Allora partiamo da Repubblica Palermo, appunto l'incubo spaccio in primo piano, naturalmente questo approfondimento sul tema del crack dei giovani nel tunnel della droga, alla luce anche di quanto si sta muovendo per quanto riguarda la regione, la politica siciliana. Le piazze virtuali appunto della droga sono Telegram, come abbiamo visto, dove il crack viene venduto attraverso le chat e poi ci sono gli allarmi dei tossicologi. Non c'è soltanto questo tema, ma anche vediamo dighe piene di fango e omai collaudate. Sull'emergenza idrica arriva l'atto di accusa di Nello Musumeci. In esclusiva il ministro parla in questa striscia che è stata creata da Repubblica Palermo, che si chiama Metropolis Sicilia, e sferza un po' il governo Schifani sul tema della appunto crisi idrica. Leggiamo ancora bufera sull'Amat, l'azienda dei trasporti di Palermo, la galla scarica il presidente che risponde io non lascio. E poi il Teatro Massimo, Betta. Io decaduto, Giuli è indaffaratissimo, sono pronto ad accogliere Venezi. Poi l'anniversario del giornalista De Mauro e la verità abbandonata. Oggi Repubblica Palermo torna a parlare di questa storia. Ma intanto andiamo a vedere il tema della siccità con le parole del ministro Musumeci, dighe piene di fango ormai collaudate. Ecco appunto che Musumeci sferza Palazzo d'Orléans. Il ministro risponde a Schifani sui poteri speciali per i dissalatori. Non sono stato io a dire di no, e punta il dito sulla regione per la scarsa manutenzione degli invasi. Nell'isola non sono le infrastrutture a mancare, sono queste le parole dell'ex presidente, che aggiunge: il mio governo aveva iniziato a sistemare gli invasi e istituito l'autorità di bacino. Restiamo su questa pagina perché parliamo di questo caso che riguarda i sindaci. Gli uffici delle autonomie locali della regione hanno chiesto ai sindaci di mettere nero su bianco quanti obiettivi sono stati fissati nel programma elettorale e quanti sono stati portati a compimento o comunque sono in corso d'opera. Quindi il titolo è anche simpatico: multe ai sindaci acchiappavoti, ecco la norma anti la qualunque, il famoso personaggio di Antonio Albanese, appunto Cetto la qualunque, il classico politico che promette di tutto in campagna elettorale, ma poi dietro queste promesse, diciamo, si vede ben poco. I primi cittadini quindi adesso devono consegnare alla regione un report su questi impegni mantenuti, che sono stati appunto così promessi e sventolati durante il periodo elettorale. A Trapani c'è uno scontro, diventa anzi la capitale della battaglia tra Salvini e le ONG, perché la Lega chiaramente si è posta contro le cittadinanze onorarie che il sindaco Tranchida vuole appunto conferire alle ONG. L'ispezione della Guardia Costiera sulla Mare Ionio, poi ci vogliono fermare. Il primo cittadino vuole concedere l'attestato alla Jugendrettet, a Save the Children e Medici
senza frontiere. E qui vediamo appunto lo scontro, le due foto, da un lato la Mare Ionio, quindi il capo missione Luca Casarini, a destra invece il ministro Matteo Salvini. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. Intanto vediamo l'apertura dedicata alle nomine della Commissione europea, sia affitto, Meloni prepara il rimpasto, ieri la nomina a vicepresidente della Commissione, dubbi delle opposizioni, lo vedremo meglio tra poco. Restiamo invece con le notizie regionali e intanto vediamo crack al crack, appunto questo è il titolo che ha scelto oggi la Sicilia per quanto riguarda il tema della droga, soprattutto questa piaga della nostra regione, l'abuso e l'uso di crack, rispetto al quale è mossa finalmente anche la politica bipartisan in commissione al DDL regionale che stanzia fondi proprio per combattere la droga sintetica. E ancora altre notizie, come abbiamo visto prima all'interno, la troviamo anche in prima pagina, l'ex Genero gli chiede l'incontro chiarificatore e poi gli spara alle gambe, questa vicenda che arriva da Catania. E poi c'è da Palermo uno dei giovani accusato dello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico, che si pente e scrive una lettera che è stata letta in udienza: chiedo scusa alle donne che amo, queste le sue parole. A Giardini Naxos un caso di violenza sessuale gravissimo su un capo villaggio, un capo animatore avrebbe violentato due colleghi appena maggiorenni, lavoravano tutti e tre nello stesso hotel. E poi ancora si parla del polo petrolchimico di Priolo, depuratore Priolo, governo e industrie contro i magistrati. A ottobre l'udienza. Il caso della morte dell'esponente di Forza Italia Matacena, morte di Matacena, è morto lui ma anche la madre mentre si trovavano a Dubai, loro vivevano lì, si riapre il caso, adesso è indagata la moglie. Queste diciamo le principali notizie che troviamo sulla Sicilia di oggi, ma vediamo anche la prima pagina di Catania, dove si mette in primo piano la tratta della metropolitana che dovrebbe portare da Piazza Stesicoro all'aeroporto di Fontanarossa. FCE, la talpa è tornata, tour a 19 metri di profondità per verificare come lavora Agata sotto l'occhio attento dei tecnici. Entro giugno ci saranno le prime novità. Si lavora a pieno ritmo per ultimare il lotto Palestro Stesicoro, primo dei due verso l'aeroporto. Ricordiamo che c'era stato uno stop causato da un crollo di una palazzina in via Castromarino proprio mentre si scavava il tunnel di questa importante infrastruttura che deve collegare il centro della città con l'aeroporto etneo. Vediamo anche la Gazzetta del Sud di oggi. Ecco, anche ieri c'era la mobilità in primo piano, abbiamo parlato anche del trasporto disabili che finalmente diventa una realtà. Oggi l'apertura è trasporto disabili che flop, Messina appena 20 studenti su 276 accompagnati a scuola con 5 pulmini. Intanto boom di MoveMe, l'abbonamento annuale del trasporto pubblico messinese con 11.000 abbonamenti soltanto in 2 giorni. Unione Europea, Fitto vicepresidente con doppia delega, leggiamo ancora su coesione e riforme nel board esecutivo del nuovo Eurogoverno. La ricetta di Draghi e il peso dei falchi sulle scelte economiche. Anche qui la notizia di questi due animatori che sono stati violentati dal capo villaggio, la troviamo in primo piano sulla prima pagina. Giardini Naxos, 38enne arrestato dai carabinieri. Secondo l'accusa
tutto ha avuto inizio nello scorso giugno. Una storia turpe, vittime 2 ragazzi appena maggiorenni che si trovavano appunto come animatori in questo villaggio di Giardini Naxos. Su di loro, come è stato raccontato dalle stesse vittime che hanno denunciato il caso ai carabinieri, si sarebbero concentrate fin dall'inizio dello scorso mese di giugno le attenzioni di questo capovillaggio, un 38enne del nord Italia che è stato arrestato in Calabria e avrebbe abusato, appunto secondo le accuse di questi 2 ragazzi, di loro. Ci sono altre notizie, vediamo i neonati sepolti, orrore senza fine, questa storia che arriva da Traversetolo nella Parmense. La 22enne avrebbe ammesso pure il secondo infanticidio, la giovane afferma di non avere avuto complici, finora però non è stata arrestata. Ci sono altre notizie. L'attacco a Hezbollah che vedremo tra poco, esplodono i cercapersone in Libano, decine di vittime. Poi per quanto riguarda il calcio, ieri il via alla Champions League dove sono 5 le italiane appunto a competere. La Juve parte con un tris alla PSV Eindhoven, Milan invece si ferma con il Liverpool, troppo forte. Questa sera in campo invece Inter e Bologna. Grazie Emanuela, torneremo da te fra non molto per le altre notizie, per vedere anche i fatti più significativi dalle pagine dei quotidiani nazionali, ma intanto apriamo il primo dei nostri collegamenti della mattinata. Lo facciamo come avviene ogni mattina con la polizia stradale del compartimento Sicilia orientale. Stamattina andiamo ad Enna con il commissario Giuseppe Cammarata. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, vediamo insieme qual è la situazione sulla viabilità di strade e autostrade ricadenti nel territorio del compartimento Sicilia orientale. Allora, sulla A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania non viene segnalata nessuna criticità. Sulla tangenziale di Catania, invece, tra lo svincolo dei paesi Etnee e San Giorgio, in direzione sud, Siracusa, si segnalano rallentamenti e traffico intenso per lavori in prossimità dello svincolo di San Giorgio. Sulla 18 Catania-Siracusa Modica nessuna criticità. Permane la chiusura dello svincolo di Enna sulla A19 Palermo-Catania per chi proviene da Catania, mentre è regolarmente percorribile lo svincolo in uscita dallo svincolo di Enna e in uscita per chi proviene da Palermo. Sulle strade statali non vengono segnalate nessune criticità. Bene. Ricordiamo infine di usare sempre la massima prudenza alla guida, indossare le cinture di sicurezza anche per gli occupanti dei posti posteriori ed evitare qualsiasi distrazione. Buon viaggio dalla Polizia Stradale. Molto bene, grazie. Ringraziamo il commissario Giuseppe Cammarata dalla sede della Polizia Stradale di Enna. Noi adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi torneremo di nuovo insieme, stavolta per leggere i quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora andiamo in postazione con Emanuela Corsi perché ci sono i quotidiani nazionali, ma prima ancora credo siano delle notizie dell'ultima ora, degli aggiornamenti. Emanuela. Sì, intanto i carabinieri di Palermo hanno arrestato un 42enne accusato di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della sua compagna. La donna sarebbe stata sequestrata dall'uomo presso l'abitazione dove i due convivevano e per circa 20 ore è stata sottoposta a minacce di morte, torture, aggressioni fisiche e tentativi di soffocamento. I carabinieri sotto la direzione della procura hanno attivato le procedure d'urgenza previste dal codice rosso. E poi un'altra notizia: 98 sedicenti egiziani, bengalesi e siriani sono stati soccorsi durante la notte dalla Guardia Costiera che li ha portati al molo Favarolo di Lampedusa. Nel gruppo c'erano anche 3 donne e 5 minorenni. Sarebbero
sarebbero partiti dalla Libia la sera di 2 giorni fa, pagando da 5 a 7 mila dollari a testa, con l'obiettivo di arrivare in Germania e in Olanda. I 150 migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Ma adesso veniamo invece alla stampa nazionale, ai principali fatti di oggi che sono raccontati sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Avvenire, che titola così: attacco telecomandato in Libano, fatti esplodere simultaneamente i cercapersone dei militanti di Hezbollah, ci sono 16 morti, migliaia di feriti. Beirut accusa Israele che non smentisce e minaccia vendetta, possibile quindi escalation del conflitto nelle prossime ore. Questo è l'ultimo fatto drammatico che è avvenuto per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente. Il gruppo politico militare aveva acquistato un nuovo modello di pager temendo intercettazioni. La fornitura era arrivata 6 mesi fa. Adesso ci si interroga su come, appunto, chi abbia intanto sabotato questi cercapersone e come, appunto, siano riusciti ad arrivare ad Hezbollah. Vediamo anche il Corriere della Sera: scoppiano migliaia di cercapersone, strage di miliziani in Libano e Siria, l'attacco diretto a Hezbollah, almeno 18 morti, quasi 4.000 feriti, le accuse a Israele. Vediamo anche un frame, una foto che è stata estrapolata da un video dove si vede proprio il momento in cui esplodono questi dispositivi contemporaneamente, causando morti e feriti. L'altro tema di oggi è la nuova Unione Europea, nasce l'Ursula bis, Fitto vince, von der Leyen vara la Commissione Europea, il commento di Meloni: l'Italia ora torna protagonista. Al neocommissario Fitto la delega a coesione e riforme, quindi gestirà i fondi del PNRR. Draghi dice: il debito comune è necessario all'Unione Europea. Sempre sulla prima pagina vediamo anche il giallo Matacena: i PM adesso chiedono di riesumare i corpi di lui e della madre, indagata la moglie, quindi ipotesi di omicidio. La Stampa, andiamo a vedere: comanda Ursula, questo è il titolo, premiato Fitto. Meloni, l'Italia torna a contare, colloquio con Schlein, ma la Commissione è troppo conservatrice. Nuova Commissione Europea, dicevamo all'italiano la vicepresidenza dovrà gestire il PNRR con il falco Dombrovskis. E poi la Juve delle stelle, vediamo qui un momento di esultazione, di esultanza della squadra. Kenan gol e destino alla Del Piero, trionfo in Champions League con il PSV Eindhoven, magie di Ildiz, McKennie e Gonzalez. Poi vediamo sempre sulla Stampa un'altra notizia di cui oggi si parla molto, che abbiamo visto anche su altri quotidiani in prima pagina. I due volti di Chiara, la 22enne che sarebbe accusata di duplice infanticidio, i due volti di questa giovane che da un lato amava i bambini ma dall'altro si sarebbe resa, il condizionale chiaramente obbligatorio, però responsabile di due tragici omicidi. Appunto avrebbe avuto 2 gravidanze nascoste, le avrebbe portate a termine e poi si sarebbe disfatta di questi bambini nel peggiore dei modi. Repubblica: vince Ursula, Italia più debole. Appunto, secondo Repubblica, von der Leyen presenta alla Commissione 6 vicepresidenti esecutivi, tra cui Fitto, ma i portafogli che contano vanno a Francia, Spagna e Baltici. Governo spostato a destra e nelle mani dei falchi, quindi vittoria di Pirro per Meloni. Schlein delusa, mortificate le forze socialiste, non faremo sconti. E poi l'affondo di Draghi: chi si oppone al debito comune nega gli obiettivi dell'Europa. Nel taglio centrale vediamo invece quello che è accaduto in Libano ma anche in Siria, decimati i quadri di Hezbollah, 20 morti e 4.000 feriti, fatti esplodere con i cercapersone. Anche qui gli infanticidi a Parma: Chiara lasciò morire un bimbo sano. Adesso si fanno altri scavi in questa villa dell'orrore.
Andiamo all'interno di Repubblica, vediamo come si compone la nuova Commissione europea, più potere a von der Leyen, vittoria di Pirro per Meloni, anche qui ritroviamo le stesse parole che erano in prima pagina, evitata la rottura, Fitto ottiene la vicepresidenza esecutiva ma con un portafoglio più leggero. E poi Fratelli d'Italia che esulta, Giorgia ha fatto gol, ma Lega e conservatori invece vogliono frenare. Qui vediamo i nomi degli altri 20 e le foto degli altri 20 commissari che compongono appunto la squadra di governo di Ursula von der Leyen. Tra questi ritroviamo Dombrovskis, il lettone, che adesso guiderà, avrà la delega all'economia e alla produttività. Ancora il caso di Chiara, questa ragazza di cui si parla tanto, una 22enne che avrebbe lasciato morire un neonato, il suo bambino. Il PM voleva l'arresto, il GIP però ha detto di no. Lei ha ripetuto, era già morto. I carabinieri adesso sono a caccia di impronte per capire se questa ragazza ha agito realmente da sola, se sia riuscita realmente a fare tutto senza l'aiuto di nessuno e quindi portare avanti 2 gravidanze e poi alla fine commettere questo terribile gesto. E poi il racconto: quella ragazza è diabolica, ma tutto il paese ora si chiede se davvero nessuno sapeva, quindi ci sono dei dubbi, insomma, su questa vicenda, su come questa ragazza anche sia riuscita a partorire 2 volte appunto da sola, senza dare nessun elemento per farlo capire ad altre persone, soprattutto ai familiari. Il Giornale, nuova Europa, l'Italia c'è. Fitto vicepresidente esecutivo con deleghe sul PNRR, Meloni ruolo molto importante, ma l'opposizione invece minimizza il successo. La verità, anche qui l'Italia vince in Europa, la sinistra la boicotta, questa è l'apertura, altro che Meloni isolata, Fitto vicepresidente dell'Unione Europea. Deleghe importanti per il nostro ministro, quindi vediamo già come cambia, come viene raccontata diversamente la notizia. Repubblica minimizzava sull'importanza delle deleghe conferite a Fitto, mentre invece qui vediamo che al contrario vengono esaltate coesione, riforma e supervisione al PNRR, ma all'Europarlamento il Movimento 5 Stelle voterà contro e il PD, che ha tramato con socialisti e verdi per impedire la nomina, medita sgambetti, questo rispetto appunto al nome di Fitto. Il Riformista, vediamo la stretta di mano tra appunto il ministro del governo Meloni oggi all'Unione Europea, Europa punto e a capo, l'UE cambia volto, Ursula dà deleghe deboli all'Italia, ecco anche qui, e apre invece a ECR. Meloni vince la partita politica, basterà. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive: Fitto vicepresidente, il ministro pugliese numero 2 della Commissione dell'Unione Europea, Meloni ruolo decisivo, via al riassetto di governo. Molto bene, grazie allora a Emanuela, torneremo da te più avanti. Intanto facciamo una sosta, vediamo il meteo e poi ci ritroviamo con il primo dei nostri collegamenti. Andremo a Roma per ospitare e parlare con il ministro dell'Agricoltura e anche della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo ancora a tratti instabile su gran parte del nostro territorio, specie sulle regioni centro-meridionali. Al nord e all'estremo sud non mancheranno ampi spazi di cielo sereno. Anche sulla Sicilia non mancherà il sole, salvo per qualche fenomeno che interesserà le coste settentrionali. I venti saranno deboli a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari calmi o poco mossi. Temperature massime in ripresa di qualche grado, con valori infatti compresi tra i 26 e i 30 gradi, con clima gradevole nelle ore centrali. Nel corso della giornata di giovedì ancora i cieli saranno in prevalenza sereni, sempre con qualche locale disturbo però sulle coste settentrionali, che rischierà di essere anche a carattere temporalesco. I venti saranno ancora deboli, con mari sempre calmi o poco mossi, temperature massime senza particolari variazioni, saranno solo in calo di qualche grado nelle aree non soleggiate. Dettagli
maggiori ed approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Torniamo in studio, buongiorno Sicilia. Allora adesso ci colleghiamo con Roma, con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Buongiorno, grazie intanto di aver accettato il nostro invito. Parliamo di G7 Agricoltura dal prossimo 21 di settembre, quindi praticamente da sabato e sino poi al prossimo 29. Ortigia, Siracusa saranno al centro di un vertice importantissimo, un vertice che lei ha definito qualche giorno fa aperto. In che senso aperto? Intanto buongiorno e mi permetta di aprire ringraziando davvero la città di Siracusa, una città meravigliosa, tutta la regione Sicilia per il grande spirito di collaborazione a un evento straordinario che abbiamo voluto, come lei sottolineava, realizzare in modo un po' diverso dai G7 classici. I G7 classici sono eventi straordinariamente importanti che mettono le nazioni democratiche più ricche nella condizione di trattare i temi del presente cercando soluzioni per eliminare le criticità del futuro. Che cosa c'è di differente? Che abbiamo voluto promuovere un G7 invece aperto, non chiuso alle imprese, ai cittadini, ai tanti che devono contribuire attivamente, quando lo vogliono ovviamente, al dibattito e ovviamente abbiamo voluto approfittare anche della possibilità di promuovere il sistema Italia. Ci saranno più di 600 imprenditori del sistema agroalimentare italiano, la rappresentanza di tutto il mondo della difesa e della sicurezza italiana. Perché? Perché i nostri prodotti sono anche più sicuri, più controllati. Ci sarà il villaggio dello sport con la federazione di ciclismo, di gioco calcio, pallavolo, arrampicata, paddle e molto altro. Ci sarà l'ippica nel G7 con lo splendido ippodromo di Siracusa coinvolto con uno straordinario evento nel quale si esibirà anche il carosello dei carabinieri, che è una delle cose più belle che si possano vedere nel mondo del cavallo, accanto a delle gare dedicate al G7 per valorizzare anche un'attività come questa. Ci sarà la pesca che nei G7 di solito non c'è perché c'è spesso una simmetria tra ministri che non hanno sempre la delega della pesca e dell'agricoltura insieme, e per la prima volta sarà così e avremo le nostre marinerie che rappresenteranno questa splendida, storica e importantissima attività alla quale non siamo disposti a rinunciare. Ci saranno circa 130 convegni che si svolgeranno in questi 10 giorni parlando davvero di tutto, di qualità, di sicurezza, di formazione con le scuole, le università, e ovviamente avremo anche temi strategici come quelli della crescita comune tra l'Italia e i paesi del G7 con il continente africano, un continente potenzialmente ricco, il 65% delle terre arabili del pianeta, tanti giovani che devono poter vivere a casa loro se ritengono di non dover emigrare legalmente, ma che devono avere la condizione per vivere e vivere bene, e quindi bisogna avere una strategia che metta in condizione le nazioni più ricche di mettere a disposizione formazione e innovazione per far crescere anche la ricchezza in quelle nazioni. Ministro, lei ha parlato di sport e agricoltura, c'entra anche l'alimentazione in tutto questo? Beh, come fa a non entrarci? È ovvio che è così. Abbiamo una città come Siracusa straordinaria che, come voi sapete anche meglio di me, nasce intorno al V secolo a.C., quando Ippocrate affermò che il cibo poteva essere la nostra medicina e la medicina è il nostro cibo. Una frase bellissima perché seguita anche dal consiglio di fare movimento, sport
e alimentazione sono due modi di vivere bene, di garantire il benessere, di garantire quella longevità che noi italiani dimostriamo con la nostra stessa esistenza. Siamo il popolo più longevo d'Europa insieme al Giappone e del mondo, perché mangiamo bene, perché viviamo con uno stile di vita che ci ha permesso di essere quelli che vivono di più, e questo è un dato oggettivo. La protezione del benessere alimentare però è una cosa che non si realizza naturalmente se uno non protegge quelle caratteristiche dei prodotti che mirano a questo. Noi dobbiamo puntare sempre più alla qualità, e la straordinaria Sicilia è una terra che da sempre rappresenta l'eccellenza nelle produzioni. Purtroppo in questo momento è colpita da un fenomeno siccitoso sul quale siamo intervenuti in termini di ristori, e faremo ancora altro. Purtroppo negli anni è stato tralasciato quello che è più necessario: conservare l'acqua. Voi immaginate, ieri un grande scienziato, il professor Andrea Rinaldo, Nobel dell'acqua, in una iniziativa ha proprio fatto un esempio sottolineando come quest'anno la Sicilia è stata colpita dalla siccità, ma lo scorso anno la Sicilia nel 2022, ebbe una media di piovosità maggiore rispetto agli altri anni, quando il nord invece aveva problemi legati alla siccità. Ecco, bisogna cambiare proprio approccio all'acqua. L'acqua va conservata, l'acqua non va dispersa, l'acqua va protetta come bene prezioso, e bisogna recuperare decenni di interventi fatti male, non realizzati, e su questo in questi mesi c'è stata un'accelerazione. Certo, miracoli non se ne fanno e non siamo in grado di farli, ma io credo si sia cambiata rotta e il futuro potrà essere migliore. Ci dispiace evidentemente per chi è stato colpito quest'anno, faremo tutto il possibile, lo dimostreremo anche in questi giorni. Prima di lasciarla, sappiamo che lei ha un'agenda molto piena in questi giorni che precedono il vertice. Cosa ci dobbiamo aspettare in estrema sintesi da questo summit di Siracusa? Un grande evento. Guardi, leggevo proprio questa mattina il direttore di Federalberghi Siracusa che annunciava il sold out per 10 giorni. Ovviamente tutti gli alberghi pieni, la possibilità che l'onda lunga rimetta Siracusa nel ruolo che merita al 100%, cioè Siracusa è una delle città più straordinarie del pianeta, non è una città qualsiasi. Quando uno studia la storia di Siracusa scopre a ogni rigo una cosa nuova. È stata capitale della Sicilia fino a poco prima dell'anno 1000 con le invasioni arabe. È una città che per stratificazione mette insieme tutti gli elementi culturali delle civiltà che ci hanno contaminato nel tempo e ci hanno reso quello che siamo, una nazione unica. Ed è per questo, devo dirle la verità, che ho individuato in Siracusa il luogo dove poter svolgere questo G7, cioè tra virgolette la vetrina in cui si mostra la nostra cultura, si mostra i nostri monumenti, si mostra la nostra storia e vengono esposti i nostri gioielli. Ci saranno degli stand eccezionali che descrivono le nostre produzioni, che ovviamente le fanno anche gustare quando si tratta di alimentazione. Ci sarà una piazza di 3.000 metri che diventerà un campo di grano sul mare, le macchine agricole più innovative, le innovazioni tecnologiche dell'agricoltura 4.0 e la previsione dell'agricoltura 5.0, cioè quella che utilizzerà l'intelligenza artificiale. Si discuterà, ripeto, dei tanti ambiti che riguardano questo mondo. Il mio invito ovviamente in primis agli amici agricoltori, imprenditori agricoli, imprenditori della pesca, allevatori della Sicilia, ma tutti i cittadini, è: venite a vedere questa Expo. Sarà un momento unico, una possibilità che io spero in futuro si ripeta, ma che ha visto queste imprese a spese loro venire a esporre in Ortigia. C'è un investimento da parte del sistema Italia nel valorizzare se stesso e c'è, io credo, la prova dell'impegno comune che il governo, il sistema Italia in ogni sua forma vanno nella direzione giusta. Garantire a questa nostra straordinaria nazione di svolgere il ruolo che ha. Noi siamo orgogliosi di essere italiani, questo è un fatto naturale. Siamo stati fortunati a nascere in questo piccolissimo lembo di terra che ha offerto al mondo tanto, ma dobbiamo essere consapevoli anche di quanto vale
dal punto di vista economico essere italiani, quanto vale il Made in Italy, e il Made in Italy va protetto, va promosso, deve creare ricchezza, deve dare lavoro. Grazie allora al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La aspettiamo fra qualche giorno dunque in Sicilia, ci incontreremo senz'altro. Ci vediamo in Sicilia, ci vediamo a Siracusa. Grazie, buon lavoro, una buona giornata. Adesso un'altra breve sosta per noi e poi ancora ospiti a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso cambiamo decisamente pagina, parliamo di volontariato, lo facciamo con Enrico Ferro che è il presidente fondatore dell'Associazione Amici della Missione Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie anche a Lisa De Pasquale, pediatra e volontaria proprio dell'associazione. Voi ormai da un decennio credo, forse un po' di più, 20 anni, da 20 anni, avete abbracciato questa causa, che è quella della Guinea. Siamo in Africa, portare aiuti grazie alla vostra idea, ma anche grazie alla solidarietà, al sostegno, all'appoggio di tanti volontari. Da dove nasce questo sentimento forte per aiutare chi magari ha di meno? Nasce a radice molto antica. Da bambino sognavo sempre di fare il medico e questo si è realizzato. Da adolescente, avendo fatto gli studi tra i gesuiti e i salesiani, ecco, quindi vedevo nel periodo estivo che venivano questi missionari dal Madagascar e io da bambino guardavo queste figure per me mitiche e pensavo che venivano dall'Africa, dalla giungla, dalla foresta e quindi pensavo chissà se da adulto anche io, quindi un po' il medico, un po' il missionario, questi semini sono nel tempo cresciuti e li ho portati avanti, si è realizzato. E quindi è nata la fondazione che è stata abbracciata anche dalla dottoressa De Pasquale. 25 marzo probabilmente abbassiamo l'audio nello studio. Che cosa è successo? Come è scattata la scintilla? Mentre là c'era da piccolo, è nata questa idea nella fase adolescenziale, qui che cos'è? L'amore per il prossimo? Ma sicuramente la mia professione, io sono una pediatra, quindi avendo scelto come professione la pediatria ho sempre avuto questo sogno in fondo al mio cuore di fare un'esperienza dove poter mettere in atto la mia professionalità al servizio degli ultimi tra gli ultimi come purtroppo esiste in Africa. Noi abbiamo anche dei contributi, adesso vedremo dei video, perché voi indirizzate soprattutto il vostro aiuto, la vostra attenzione ai bambini, ai piccoli. Avete costruito scuole, avete aiutato loro insomma in qualche modo a leggere, saper scrivere, in mezzo a tante difficoltà, perché là non c'è l'energia elettrica, non è come da noi. Si arriva a casa, si pigia un pulsante e c'è l'energia elettrica. La situazione là è completamente diversa. Qui stiamo vedendo delle foto, alcune foto che scorrono mentre chiacchieriamo. Sì, in effetti è una nazione che è tra i paesi più poveri nella scala di povertà mondiale e la mancanza di corrente elettrica già la dice lunga su quello che può essere il futuro, lo sviluppo di una nazione dove è impensabile pensare a un progresso senza corrente elettrica. E a farne le spese sono soprattutto le due categorie più fragili, cioè i bambini e le donne. Per cui la nostra associazione, essendo impronta soprattutto medico-sanitaria, quindi ogni anno portiamo 2 pediatri, un anestesista, infermieri, ma anche altri volontari. C'è un'equipe di una certa qualità sociale, quindi anche per loro andare in un villaggio e vedere 3-4 medici di colpo è un miracolo particolare. Subito dopo la sanità e la vita abbiamo pensato che il secondo parametro era l'istruzione, la scuola. Per questo molti dei nostri progetti subito dopo i farmaci, la sanità, le visite sono costruire quante più scuole possibili. Dove siamo qui in questo momento con queste immagini che ci mostra
la regia? Questo è durante quello che noi chiamiamo consulte, cioè le visite in un villaggio poverissimo. Qui siamo allo Stato, è un villaggio dove l'equipe medica ci va una volta l'anno. Quindi quando siamo stati là, assieme a dei medici guineani, e gli chiedevamo: ma ora in questo villaggio quando ci tornate? Tra un anno. Quindi questo villaggio è visto i medici, noi compresi, una volta l'anno. Difatti è venuta tanta gente che a un certo punto hanno dovuto chiamare anche la polizia perché ci stavano facendo in una bestiale. Ma immagino che aiutare, dare una mano, visitare questi bambini che magari hanno patologie che noi forse anche sconosciamo dalle nostre parti. Io sono stata messa a dura prova perché si arriva in una realtà dove non c'è nessun tipo di assistenza medica, dove non ci sono i farmaci, dove ancora esistono malattie che noi non vediamo più, che neanche studiamo a volte nei libri. E lì chi ci ha aiutato è proprio la gente del luogo, i missionari, perché noi siamo un'associazione, come ha detto il Presidente, soprattutto a sfondo sanitario, ma con tanti, chiunque può venire con noi. Siamo un'associazione, ci tengo a precisarlo, laica, anche se io personalmente ho una fede che mi ha spinto anche verso questa scelta, però con noi può partire chiunque, abbracciamo qualsiasi, non abbiamo dei limiti, ma lì sono i missionari che gestiscono la vera società del luogo, e quindi noi ci appoggiamo a loro, ci affidiamo a loro, sono loro che ci guidano e ci indirizzano. Chiaramente noi portiamo i farmaci che loro non hanno con noi. Questa è una bella realtà perché questo è il gruppo AMEV, è un'associazione locale di medici che per la prima volta abbiamo trovato finalmente loro stessi che pensano alla Guinea. E quindi probabilmente il vostro esempio ha spinto qualcuno proprio sul posto a fondare questa associazione. Esattamente, infatti anche i nostri farmaci che portiamo poi glieli lasciamo a loro, c'è una collaborazione, li incoraggiamo, diamo anche un nostro contributo per pagarsi il carburante per andare nei villaggi, quindi sta nascendo qualcosa nella stessa Guinea e questo è importante, cioè farli camminare realmente con i loro piedi. Io mi aggancerei a quello per dire che proprio le patologie, ciò che riscontriamo all'inizio, uno è estremamente impreparato. La prima cosa è quanto sei ignorante rispetto alle patologie del terzo mondo. Dicevo, questa la nostra università non ci prepara a essere medici del mondo. Perché noi viviamo una realtà che è diversa. Purtroppo nei nostri ambulatori come pediatri spesso viviamo anche le patologie del benessere o le pseudopatologie, per cui anche come medico ti chiedi: ma io ho studiato, mi sono specializzato solo per questo, oppure c'è una parte di mondo dove possiamo fare qualcosa? Quindi sanità, ma non solo sanità, perché adesso c'è un nuovo progetto che si chiama 10 pozzi per me. Ci raccontate, ci dite che cosa sono questi 10, immaginiamo che cosa possono essere questi 10 pozzi. Le esigenze principali di un villaggio sono pozzo, scuola e infermeria, e quindi quando andiamo in un villaggio quello che ci chiedono è una di queste tre cose. Il pozzo con l'acqua per loro chiaramente è fonte di vita, perché oltre a essere un bene di prima necessità, anche da un punto di vista medico è importante perché li puoi lavare, c'è più igiene, perché a volte magari gli dai le compresse da prendere e allora con un bicchiere d'acqua si aspetta quell'acqua quando abbiamo quel pozzo, quindi devono fare veramente chilometri a piedi. Quindi la possibilità di fare il pozzo è veramente importante, anche perché diventa anche un obiettivo del villaggio, loro stesso partecipano alla costruzione del pozzo, quindi noi diciamo che con 1.500 euro riusciamo a costruire il pozzo in un villaggio, gli cambi la vita per sempre a donne e a bambini. Poi li istruisce anche di bollire l'acqua, quindi l'acqua da bere o da cucinare deve essere sterilizzata, facciamo mettere anche delle goccine di cloro nell'acqua per spiegare come sono cose basilari, elementari, ma che per loro sono salvavita. Sì, ogni anno ne abbiamo costruito uno o due, quest'anno la richiesta è stata così tanta che abbiamo detto vediamo se riusciamo a costruirne 10 tutti in una volta. Allora la domanda che mi viene è: ma come fate? Perché intanto crediamo nella provvidenza, perché veramente sono dei piccoli ma grandissimi miracoli. Come facciamo? Noi siamo l'apice di una grande piramide di solidarietà. Noi quello che riusciamo a realizzare, che è veramente tanto, è solo grazie a tutta la gente che va da aziende grandi a scuole, parrocchie, associazioni o semplici famiglie e cittadini che si fidano di noi, credono nella nostra etica di comportamento, nella nostra trasparenza,
esperienza, ci danno dei fondi da pochissimo a tanto e noi portiamo veramente tutto in loco e riusciamo a fare davvero, anche con nostra meraviglia, grandi cose. Sì. Noi siamo l'ultima catena, l'ultimo anello di una lunghissima catena di solidarietà che veramente a noi stessi meraviglia. Come si fa a entrare in contatto con voi? Abbiamo un sito web e anche una pagina Facebook e Instagram, quindi www.amicidellemissionesicilia.com, chiunque ci può contattare, vi sono anche i nostri video. Chi è intenzionato a partire a fare questa esperienza, facciamo durante l'anno dei corsi di formazione e ogni anno partiamo più o meno a marzo per 3 settimane. Anche perché bisogna essere preparati. Sì, perché non Diciamo basta solo che- la buona volontà, perché uno Sì. può avere magari buona volontà, ma è un viaggio molto difficile per delle Faticoso. difficoltà concrete, non solo climatiche, ma anche organizzative, di alimentazione, perché capita che si mangia, che non si mangia, ci si può lavare, non ci si può lavare. Siamo ospiti nelle missioni cattoliche, quindi in contesti religiosi in cui occorre anche un certo comportamento, un certo abbigliamento, una certa situazione. Insomma, bisogna essere preparati in Chiaro, tutto e c'è per caldo, tutto. non c'è l'aria condizionata, però è un'esperienza emotivamente formativa che veramente qualsiasi essere umano dovrebbe fare per capire la fortuna che si ha essendo nati da questa parte del mondo. Nel mondo civilizzato e Esattamente. comunque evoluto, più Sì. che civilizzato, sì. evoluto direi Infatti proprio. quello che ci tengo a precisare è che noi come associazione, è vero, sì, partiamo dall'aiuto umanitario per le malattie, riusciamo a salvare qualche vita con pochissimo, poi si parte i pozzi, l'acqua, perché chiaramente migliorando l'igiene alimentare e personale si ci ammala di meno, ma come cambiare profondamente la loro situazione sociale, soprattutto di donne e bambini attraverso l'istruzione. La scuola è fondamentale, aprire la mente soprattutto delle donne e delle ragazze. Noi abbiamo un progetto a cui teniamo tantissimo, che è quello di adottare le ragazze, le bambine allo studio almeno fino a 18 anni, perché purtroppo ancora a 12-13 anni osserviamo che le bambine vengono date in sposa con i matrimoni forzati, non per loro scelta, quindi già iniziano a essere mamme a 13 anni, non essendoci la contraccezione riescono ad avere anche 10 gravidanze nell'arco di una vita. L'unica cosa che può cambiare questa situazione sociale è l'istruzione, attraverso l'istruzione che loro chiedono con forza, a differenza di noi. Questo però Loro- è un fatto importante. loro capiscono che attraverso l'istruzione potrebbero ottenere una professionalità, insegnamento, infermieristica e quindi una minima autonomia economica, decidere loro chi sposare poi da grandi e quando sposare, quando fare un figlio, quanti farne, cioè cambia veramente pian piano, molto lentamente un substrato sociale. Scusami, c'è da dire che in questo progetto la cosa che ci fa un po' anche pensare molto è che per fare studiare una ragazza al liceo per un anno bastano 50 euro. Sì. Tu con 50 euro cambi anche la vita a una ragazza, perché il padre, se sa che la figlia è mantenuta dallo studio, non la dà in sposa. Poi Sì. pensate che noi abbiamo tante ragazze che stiamo facendo studiare grazie a dei benefattori, che questo piccolo contributo però è concreto. L'importante è andarci, vedere, capire e veramente si può aiutare questa gente con molto poco. Il prossimo viaggio quando è programmato? Dovrebbe essere sempre marzo, ancora non abbiamo stabilito la data perché stiamo facendo gli incontri di formazione con gli aspiranti viaggiatori, pensiamo comunque marzo, sempre per 3 settimane circa. Allora, grazie al dottor Enrico Ferro, che è il presidente ma anche fondatore dell'associazione Amici delle Missioni di Sicilia, e anche alla dottoressa Lisa De Pasquale. Cosa voleva aggiungere? Devo dire che il nostro lavoro è anche qua in Italia, dove andiamo molto nelle scuole, negli asili, nell'università per portare la nostra esperienza, fare vedere i nostri video, perché sensibilizzare i giovani qua, fargli prendere coscienza del proprio benessere è importante, che poi se ci aiutano anche non dispiace, però dal ritorno dell'Africa cominciano una serie di appuntamenti con gli istituti scolastici, quindi qualunque scuola volesse contattarci per averci, per far vedere i nostri video e sensibilizzare i ragazzi, Siamo a siamo disponibili. Benissimo, grazie, dicevo, grazie al Grazie a dottor voi. Enrico Ferro, grazie alla dottoressa Grazie a voi. Lisa De Grazie. Pasquale. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra sosta e poi parleremo di sport, di una campionessa mondiale di karate che è palermitana, la incontreremo in collegamento con Marco Gullà.
Buongiorno Sicilia, adesso andiamo a Palermo, vado da Marco Gullà, vedo già collegato con il nostro Marco, c'è Federica Ramirez, campionessa mondiale. Buongiorno Federica, il suo maestro Pippo Morello, maestro di karate. Marco, presentaci tu i tuoi ospiti, i nostri ospiti di questa mattina e soprattutto parliamo di questo successo ottenuto proprio da Federica. Angelo, sono in buone mani perché insomma alla mia destra c'è Federica che ha conquistato appunto campionessa mondiale di karate, invece alla mia sinistra, come hai detto bene tu, il maestro Pippo Morello che ha un curriculum ma soprattutto ha davvero tantissima esperienza. Io direi, con il permesso intanto del maestro, di partire proprio da Federica che insomma è diventata campionessa, 19 anni, pensa Angelo, 19 anni, è diventata campionessa mondiale di karate, un grande successo, un titolo che lei è riuscita a raggiungere a Sheffield. Intanto Federica, una grande emozione avere portato in alto il nome ovviamente anche di Palermo in questa Sicilia e l'Italia. Un'emozione fortissima anche perché avevo lavorato tutta l'estate per questo obiettivo. Avevo avuto un brutto infortunio per cui diciamo traballava un poco la mia partecipazione, poi con l'aiuto dei maestri palermitani, del mio maestro in primo luogo e dei miei compagni di squadra ho riacquisito quella sicurezza che mi ha permesso di andare a Sheffield diciamo per divertirmi, e poi il risultato è venuto dopo. Marco, ti volevo solo dire, ma Federica non ha portato a casa soltanto il titolo personale diciamo da questi campionati mondiali, ha fatto anche delle cose di squadra, ha vinto anche un titolo, un importante oro con la squadra mista. Diciamo che c'è una bella realtà da questo punto di vista a Palermo. Sì, la realtà è bellissima, le squadre sono molto, molto forti, coese soprattutto. Ho fatto anche l'oro della squadra mista e un bronzo della squadra femminile, accompagnata con altre ragazze della nazionale. È stata un'esperienza emozionante, ma veramente di squadra. Siamo partiti tutti insieme, abbiamo legato molto. La realtà è bellissima, è quella di una famiglia. Quando si va in trasferta con la nazionale si lega moltissimo, anche con i coach e con gli altri membri della delegazione italiana. Maestro, dico, l'artefice ovviamente della crescita, ma soprattutto anche del successo che Federica ha raggiunto, c'era il maestro Morello che è qui al mio fianco. È stata dura, ma soprattutto alla fine insomma avete brindato a questo successo che è frutto di cosa? Beh, certo, è frutto di esperienza, di fatica, di sacrificio, ma anche, come diceva Federica, di un team e di una partecipazione e un aiuto da parte anche degli altri siciliani. Volevo appunto menzionare un altro palermitano, Michele Putano, che ha vinto anche lui il campionato del mondo, e altri due componenti della Sicilia orientale, Flavio Santocono e Elisa Cannone, anche loro componenti della nazionale italiana, quindi abbiamo avuto ben 4 siciliani su un range di partecipanti di circa 15 atleti. E vi dico una cosa, parlando anche poc'anzi a microfoni spenti con il maestro, se il karate o karate fosse stata una disciplina, uno sport olimpico, o disciplina o sport olimpico, sicuramente Federica sarebbe andata certamente a Parigi. Se ne riparlerà probabilmente per cercare di far entrare nel circuito anche il karate, appuntamento nel circuito olimpico. Nel frattempo, prima di iniziare a farvi vedere davvero Marco, cosa... prima di vedere la dimostrazione, qualcosa certamente ce la offrirai, volevo chiedere a Federica come è nato l'amore per il karate. Sappiamo, ho letto diciamo qualche nota che c'è stato un problema di bullismo, c'era qualcuno magari che ti dava fastidio, e questo ti ha spinto ad abbracciare questa che è una disciplina, è uno sport ma anche una disciplina, e serve anche per l'autodifesa in qualche modo quando è necessario. Assolutamente sì, quando ero più piccola, verso le elementari, i primi anni delle scuole medie, ero stata vittima di bullismo e la cosa mi aveva un po' scosso perché non avevo quella sicurezza in me stessa che invece sarebbe servita in quel caso. Mi sono avvicinata al karate perché guardavo Kung Fu Panda, ero convinta fossero la stessa cosa, Kung Fu e karate, poi mi sono accorta che in realtà non era completamente così. Venendo in questa palestra, varcando la soglia della palestra, mi sono accorta che il karate non era solo sport, non era solo contatto, non era solo forma, ma era anche qualcosa di più spirituale che mi ha accompagnato dai primi giorni fino ad ora.
insomma, è davvero una storia anche bella quella di Federica, che insomma dalla scuola, ma soprattutto da queste, tra virgolette, insomma, stupidaggini, perché poi insomma quando si parla di bullismo si parla soltanto di idiozia, ignoranza e stupidaggini, è riuscita a creare la sua carriera. Io vi farei vedere appunto, Angelo, se tu sei d'accordo, anche cosa fanno, soprattutto come si allenano, perché oggi è giornata di allenamento, quindi non abbiamo assolutamente stravolto i piani né di Federica né del maestro. E allora eccomi qua, giro la telecamera e vi faccio vedere davvero cosa fanno il maestro Morello e Federica Ramirez. Adesso un attimo, adesso ci arriviamo da te, ecco, si stiamo vedendo. Come vedete non è uno sport, diciamo, una disciplina di contatto, tra virgolette, che ha dei caratteri violenti. Il karate, raccontava anche poc'anzi il maestro, è appunto un'attività raffinata, elegante, bella anche da vedere. Guardate. Beh, sarà interessante, adesso magari lo chiediamo a Federica quante ore al giorno vai in palestra e quanti sacrifici infatti, magari. Eccoci qua, chiediamoglielo mentre proprio è in allenamento, anche se rischio seriamente attenzione, anche io. Magari, insomma, Marco, fai attenzione. Federica, fermatevi un secondo, grazie. Angelo ti chiedeva, venga qui anche maestro, ti chiedeva quante ore di allenamento fai durante il giorno, durante la settimana. Mi alleno circa 2 ore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Maestro, ci vuole tanto allenamento e sacrificio, come abbiamo visto. Sì, sacrificio, e come diceva lei del bullismo, adesso sono io che la bullizzo. Però comunque sì, c'è grande sacrificio fisico, ma immagino anche ci deve essere una predisposizione al sacrificio in generale, non soltanto fisico. Immagino anche l'alimentazione sia importante, perché un atleta deve mantenere una certa forma fisica, non basta l'attività poi per smaltire quello che chiaramente magari mangiando in maniera irregolare c'è da eliminare. Sì, senza dubbio l'alimentazione, ma non è solo un'alimentazione fisica, anche mentale, perché bisogna costantemente essere sul pezzo se si vuole raggiungere un certo livello e se si vuole proseguire non tanto a livello agonistico, ma anche a livello della propria vita. Io, come dicevo poco fa, facciamo prendere fiato al intervistatore, maestro. Sì. Sì. Ma io ho una certa età, No, ma tra l'altro abbiamo visto, insomma, Angelo, che il karate è abbastanza ritmico, dinamico. Federica, facciamo riprendere anche un po' il maestro, quindi diamo anche spazio a Federica. Federica è più giovane, quindi ha più fiato, dai. E soprattutto bisogna davvero avere dei ritmi intensi proprio per portare a casa anche il risultato. Sì, assolutamente. Il karate è ritmico, ma è proprio questa la parte, diciamo, dinamica della disciplina. Spesso in combattimento si cerca di variare questo ritmo, perché rompendolo possiamo sorprendere l'avversario. È uno sport, prima di tutto, quando si parla di karate sportivo, di andare a sorprendere il nostro avversario e batterlo in velocità. Quindi, siccome non abbiamo il contatto pieno, dobbiamo lavorare su questo. C'è un voucher di allenamento pronto, un omaggio, Angelo, per te e per il direttore Cucuzza, quindi qualora voleste, insomma, iniziare, dico, tra l'altro, insomma, si può iniziare quando anche in una certa età. Sì, senza dubbio, perché questa è una disciplina. E la differenza tra disciplina e sport è proprio che la disciplina lo si può portare sino agli estremi. Dicevo poco fa che io ho un maestro di 80 anni e un altro di 86 anni. Certo, ognuno va secondo i propri ritmi della vita. Però l'importante è proprio quello, non è uno sport momentaneo, ma può essere portato avanti fino alla fine. Grazie allora, maestro. Io per chiudere, Angelo, vorrei chiedere se tu sei d'accordo anche a Federica in questo caso, i prossimi obiettivi quali sono? La convocazione per l'Europeo, per la Coppa Vadokai sarebbe il prossimo obiettivo. Ora parto per Chianciano, che è il raduno tecnico nazionale, e là ci rincontreremo con tutta la nazionale e vediamo.
Angelo. In bocca al lupo allora a Federica per il suo proseguo, grazie anche al maestro Pippo Morello per quello che fa, non solo con Federica ma immagino nella sua scuola ci saranno tanti altri atleti e anche più piccoli che possono magari aspirare a inseguire il sogno realizzato poi da Federica. In bocca al lupo, un abbraccio a voi tutti, grazie Marco per questo prezioso contributo. Adesso ci sono le pillole dell'almanacco di oggi e poi apriremo il collegamento con Marco Amato per parlare delle stelle di oggi. Oggi 18 settembre è la giornata mondiale per il monitoraggio delle acque. Inizialmente veniva celebrata il 18 ottobre in riconoscenza dell'anniversario della US Clean Water Act, emanata dal Congresso nel 1972 per ripristinare e proteggere le risorse idriche del paese. A partire dal 2018 il programma Earth Eco International incoraggia a svolgere attività di monitoraggio durante qualsiasi periodo dell'anno, tra la fine di marzo e la fine di dicembre. Avete sentito parlare di realtà virtuale? Il termine virtuale indica qualcosa che non è reale, ma può essere osservato e utilizzato come se lo fosse. Un esempio è l'immagine virtuale che si crea in uno specchio, dove gli oggetti appaiono dietro il vetro. La realtà aumentata usa una tecnologia simile a quella virtuale, ma la grafica generata al computer si sovrappone alla scena reale. L'utente può quindi indossare i visori o gli occhiali con realtà aumentata con un costante aggiornamento della scena proiettata in base al movimento della testa e degli occhi. La scienza è in continua evoluzione. Basti pensare che qualche decennio fa sarebbe stato assurdo anche solo pensare di poter avere accesso a una piattaforma come quella di Internet. E adesso c'è una finestra sul tetto ovviamente per guardare le stelle, magari a quest'ora è più complicato. Buongiorno comunque a Marco Amato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie, allora stamattina di cosa ci parli? Ogni giorno tu c'hai un tema particolare, scegli un tema. Proprio ispirato da una magnifica luna piena in pesci, dolcissima e molto sensibile, oggi vi racconto proprio di una suggestione, di un'ambientazione cinematografica che ha i dettami di questo segno zodiacale, di questa configurazione. Emily in Paris. Ecco, ha fatto molto scalpore il fatto che in questa commedia assolutamente deliziosa e brillante la storia di Emily è la storia di un'impiegata di una grossa azienda che viene mandata a Parigi a insegnare un po' l'American style alla nuova acquisizione della holding per cui lavora. Per cui cosa accade? C'è uno scontro di cultura e tanti scambi, equivoci, amori, amicizie nuove, relazioni in cui la mentalità americana e quella francese collimano e di tutto si fa insomma una bon air che rende la commedia dolcissima e brillante. Ma quello che ha destato lo scalpore generale, il successo tra i fan soprattutto in Italia, è stata che una delle trasferte di Emily proprio nelle ultime puntate è stata quella di essere a Roma, tra l'altro facendo una cosa che è molto cara al vostro astrologo, ovvero bevendo su una terrazza con una vista sulla città eterna una tazza di caffè e pronunciando la frase niente come Roma. E beh, questo omaggio di Emily in Paris mi è molto piaciuto e ve lo volevo raccontare, ma una protagonista così dolce e delicata che ricorda un po' una Amélie più contemporanea e spigliata, è realizzata e incarnata dall'attrice Lily Collins. Ebbene, non vi stupirà nelle magie dell'astrologia sapere che Lily Collins è proprio una pesci, quindi con quella dolcezza di ambiente e di atmosfera che riesce a fare diventare tutto una meravigliosa magia sensoriale, di bello e di spirito che ricerca vagante la bellezza, proprio perché i pesci e il Sagittario nello zodiaco rappresentano proprio i nomadi, i vaganti, gli esiliati, proprio perché si cerca, come in una ricerca spirituale nel mondo,
tutto quello che il mondo ha di bello da offrire. Torniamo alle stelle e guardiamole anche di giorno, anche perché questa luna, il nostro percettibile astro, come viene definito, è assolutamente piena in una delle fasi più belle delle sue manifestazioni. È in Pesci congiunta a Saturno e nel contempo Mercurio si opporrà a questo. Quindi brillano un po' i dubbi, sicuramente c'è bisogno di sentimento, ma anche di certezze. Riprende la creatività, ma che strizza l'occhio assolutamente al concreto. Ebbene, una luna di rinizio perfetta per un clima settembrino che già si avvicina all'autunno, che ci insegna a essere un po' più concreti, a lasciare andare le cose e le direzioni che non ci servono più. E detto questo, con questa romantica atmosfera, vi auguro una splendida luna in Pesci. Buongiorno Sicilia! Grazie Marco, buon caffè da Emanuele adesso per gli aggiornamenti dai quotidiani. Parliamo di un segno della bilancia, visto che restiamo in tema, perché Belen Rodriguez, siamo sulla pagina degli spettacoli del Corriere della Sera, compie 40 anni. Lei è nata il 20 settembre del 1984. Il titolo che oggi il Corriere dedica a questa showgirl è La grande seduttrice. Belen dice: è vero, adoro provocare, il mio corpo cambia. Ma noi non l'abbiamo notato, sinceramente, non so tu Angelo, ma a me sembra sempre molto ma molto bella e mi dispiace, ma non mi sento per nulla vecchia. Io un influencer no, per carità. Insomma, oggi lei si racconta al Corriere, dice: Sanremo rimarrà per sempre nel mio cuore, davvero il massimo che si possa fare. E poi per quanto riguarda i suoi amori, la sua vita amorosa molto travagliata, sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini. Noi ricordiamo che lei ha 2 bambini avuti appunto da 2 compagni diversi. Si prepara al ritorno in TV anche, Si leggo. prepara al ritorno in TV, esatto, perché ci saranno 2 programmi su Discovery, che evidentemente sta facendo incetta di personaggi che un po' sono rimasti senza una casa televisiva. E poi cosa hai visto tu? Ho visto che sono le date, magari in TV dopo essere stata ferma torna appunto nuovo volto per Warner Bros. Discovery a fine novembre conduce su Real Time Amore alla prova, la crisi del 7° anno. E invece nel 2025 condurrà il programma comico Only Fun, che attualmente credo sia condotto da Elettra Lamborghini, quindi dovrebbe prendere il suo posto. Diamo anche questa anticipazione. Molto bene, grazie. Grazie a te, Emanuela. Angelo. Siamo in chiusura. Il 18 settembre del 1970, esattamente 54 anni fa, ci lasciava quello che oggi è ancora oggi considerato uno dei più grandi chitarristi della storia. Chiaramente tutto questo grazie alla rivista Rolling Stones, e il più grande è lui, è Jimi Hendrix, e precede nell'ordine appena Eric Clapton e Jimmy Page. Ci salutiamo con Hey Joe, grazie, a domani con Buongiorno Sicilia.